Se stai soffrendo da dolori persistenti o sintomi persistenti, magari neurologici, fisiologici, come ansia, senso di sbandamento, dolori al collo, cervicalgia, cervicobrachialgia, dolori di schiena, e stai soffrendo da questi sintomi da diverso tempo, ci sono probabilmente 10 ragioni per cui non stai migliorando. Se segui il mio YouTube channel, il mio canale, sai che mi occupo di dolori persistenti nociplastici, ovvero coloro che sono causati da un sistema nervoso ipersensibile. Se non mi conosci, io sono Alessio Veneziano, terapista e fondatore di Neurobalance, il metodo unicamente online che si fa appunto attraverso un portale insieme al team, ai miei terapisti, psicoterapeuta, omeopata, fisioterapista, per ritornare a stare bene attraverso un approccio psicologico che mira al riequilibrio del sistema nervoso ipersensibile. Perché i sintomi come quelli che ti ho appena citato tendono a persistere nel tempo? Il problema è la nostra reazione al sintomo e cosa ne sappiamo di questi sintomi. Quindi c'è dell'educazione da fare e c'è appunto del lavoro emotivo, processare le emozioni, processare l'ansia, processare appunto questi sentimenti che sono, vuoi o non vuoi, rimasti dentro il corpo, una sorta di congelamento del nostro sistema nervoso in momenti in cui magari voleva scappare, voleva evadere e non siamo riusciti ad evadere o a scappare. Ho qui 10 punti che mi sono segnato, che vorrei dirti, 10 punti per cui probabilmente non stai guarendo. Lo so che tutti questi sintomi sono variegati e tu penserai, ma come si può risolvere una problematica fisica attraverso un approccio psicologico? Questo l'ho spiegato in vari video nel mio canale, quindi ti consiglio di dare un'occhiata ai miei altri video e capire come le emozioni sono collegate al sintomo fisico. Queste non sono cose che invento io, sono cose che sono studiate oramai da decenni, ma solo dal 2021 sappiamo e classifichiamo i dolori o sintomi nociplastici come problematiche non strutturali, ma causate da un sistema nervoso ipersensibile. Il primo punto, appunto, è quello che pensi che la tua condizione sia incurabile. Quante volte ho sentito e ho visto commenti o comunque ho sentito pazienti che mi hanno detto, questa cosa me la terrò per tutta la vita. Non penso che risolverò questa cosa. Esempio, cervicalgia. Faccio un esempio molto molto mirato perché io stesso ho sofferto di cervicalgia cronica per 5 anni, non avevo risolto, pensando appunto che me la dovessi tenere perché dicevo, ho provato fisioterapia, ho provato agopuntura, farmaci, massaggi, reiki, nutrizione, psicoterapia, niente aveva dato sollievo. Fin quando non avevo capito che in realtà il problema era già dentro di me e non c'era qualcun altro che poteva aggiustarmi. C'era io da questa parte che dovevo capire il problema, non era il mio collo, il sintomo era corporeo, ma la radice era emotiva. Quindi se tu pensi che la tua condizione è incurabile, questo è già un problema. Devi capire di che tipologia di dolore stai trattando. Se è nociplastico, guarda i link in descrizione, troverai una sorta di questionario dove puoi vedere in base ai tuoi sintomi se rientri nel sintomo nociplastico. Ti dico già che la maggior parte rientra. Numero 2, stai solo usando terapie cognitive e comportamentali. Quante volte ho sentito persone che mi hanno detto, ma io sto già facendo psicoterapia da diverso tempo e non sto migliorando. Probabilmente quella psicoterapia era troppo mirata alla parte cognitiva, alla parte cognitiva, cioè quello che tu pensi sia il problema, ok? Da dove arriva? Ma la parte somatica non c'è. Quindi la parte, quindi la radice
di un sintomo emotivo, ma lo sento nel corpo. Quindi diciamo che la terapia psicosomatica, non mi piace questa parola perché molte persone pensano che sono persone che sono pazze ad avere questi problemi, invece no. Psicosomatica vuol dire che è una problematica che parte da un processo mentale che va a sfociarsi su un processo fisiologico corporeo. Quindi probabilmente non stai ancora lavorando sul corpo o stai solo lavorando sulla mente. Le problematiche, appunto, sono mente-corpo. Neurobalance, appunto, è un metodo mente-corpo, che tra l'altro prendo l'occasione di invitarti al Neurobalance Circle, che è il primo corso, comunque una community, non è neanche un corso, è una community Neurobalance Circle dove facciamo ogni due settimane, quindi 2 volte al mese, delle sessioni terapeutiche e educative con me, sono io che diciamo amministro il tutto, per persone che soffrono di dolori principalmente nociplastici, anzi unicamente nociplastici, quindi se soffri di ansia, data quindi da vari problemi del passato, e soffri anche quindi di problematiche fisiche come cervicalgia o mal di schiena o mal di testa. Queste sono le principali tre che mi vengono in mente, senso di sbandamento. Allora, guarda un'occhiata, dai un'occhiata al link in descrizione perché sto lanciando un'offerta proprio per persone che non hanno tanto da spendere o comunque da investire su questa problematica di salute, ma vogliono comunque continuare un percorso con me e lo facciamo di gruppo. Oppure c'è Neurobalance Premium che è individualizzato per ogni persona, c'è un team che ti segue sia dal punto di vista mentale che fisico, ok? Ci sono 3 terapisti che ti seguono su una persona, su una problematica sola. Quindi ho detto i primi 2 punti. Pensi che la tua condizione è incurabile? 2, stai solo usando terapie cognitivo-comportamentali che mirano sia allo stress ma non alla radice che è la parte emotiva. Numero 3, ti serve semplicemente più tempo. Problematiche di questo tipo che vanno avanti da mesi se non anni non si possono risolvere, anzi, solitamente non si risolvono in una sessione o 2 sessioni o 3 settimane. Sono problematiche che possono durare anche 6 mesi, 7 mesi di guarigione. Quindi sono processi di guarigione abbastanza lenti, non ti metterei pressione addosso se non sei arrivata o arrivato alla soluzione e hai semplicemente seguito tutti i miei video, probabilmente c'è ancora qualcosa da fare. O non che stai sbagliando, ma devi andare a continuare con le pratiche e soprattutto rimanere, portare sicurezza dentro il corpo, che quello è veramente il fulcro della terapia, di qualsiasi terapia psicosomatica, mind body therapy, quella che io offro è quella di portare sicurezza dentro il corpo. Questa è la terapia. Non c'è altro da fare. Certo c'è del tapping, ci sono le meditazioni, c'è il movimento fisico, ma quelle sono cose che si devono fare, ma non è che per forza le devi fare tutte insieme e non necessariamente le devi fare tutte, ok? Ogni persona ha differenti modalità di entrata su questa guarigione. Chi semplicemente fa della meditazione e del movimento fisico, chi invece deve andare oltre queste cose, andando magari su problematiche di stress molto molto potenti e allora si lavora sulla parte di psicoterapia. Ma alla fine tutto è portare sicurezza dentro il corpo. Se il sintomo è alto, in quel momento, quello che dico sempre, parlati, di che sei ok, che non sei malato, che non hai una problematica strutturale. Questo è importante capirlo all'inizio, ok? Quindi ti serve magari semplicemente più tempo. Numero 4, devi pensare a un obiettivo che sia mirato non al sintomo, ma al processo. Lo dico spesso, nella terapia, nella guarigione di queste problematiche lunghe, croniche, persistenti, non devi mirare ad abbattere i sintomi perché quello è quello che fa la farmacologia e sappiamo che è momentaneo e non è a lungo termine. Dobbiamo pensare a quelle attività che ti stanno facendo star bene, ok?
e pensa al ritorno alle attività, non pensare al abbattimento del sintomo, anche se in realtà è quella poi alla fine quello che vogliamo, l'abbattimento del sintomo a lungo termine, ma nel breve termine pensa alle attività che stai facendo, ritorna alle attività, vai in palestra, fai una camminata, fai qualcosa che ti fa stare bene, ti piace danzare, ti piace suonare uno strumento, ritorna all'attività, non cerchiamo di rimanere aggrappati a questi sintomi. Numero 5. Il sintomo si moltiplica di intensità. È probabile che ci sono nel percorso di guarigione, non è solo probabile, è molto plausibile e capita spesso in realtà, che i sintomi vanno su del doppio, nonostante si facciano dei percorsi di questo tipo. Questo non vuol dire che stai facendo dei passi indietro, vuol dire semplicemente che il tuo sistema nervoso è condizionato ad avere questi sintomi per protezione. Questi sintomi, se vengono stimolati con delle terapie mente-corpo, quindi per fare arrivare in superficie tutti questi sintomi e quindi riprocessarli con i tracciamenti somatici, le meditazioni, i processi di espressione emotiva o semplicemente il movimento. Se questo viene fatto, è possibile che il sistema nervoso reagisca dando il doppio dei sintomi, perché per lui sta uscendo da una comfort zone. Questo è controintuitivo e lo so che fa paura per tutti ogni volta che un cliente, un paziente arriva a metà del percorso, stava andando bene, poi da un giorno all'altro di nuovo dolore al collo, di nuovo senso di sbandamento, di nuovo mal di schiena e dice, cavolo, cosa è successo? Invece è qualcosa di prevedibile, è una situazione si chiama extinction burst, ovvero di un'esplosione di sintomo, ma vi assicuro che è una delle ultime esplosioni, perché se noi rimaniamo focalizzati che il sintomo non ci può far male, che sappiamo che queste problematiche non sono strutturali, ma sono date da un sistema nervoso ipersensibile, date dalle nostre emotività, allora possiamo prenderle con sicurezza e dire, oh, è arrivato il mal di schiena, è arrivato il sintomo di sbandamento, ok, io sono al sicuro, questo è un condizionamento, questo passerà. Questo dialogo interiore è quello che ci fa uscire dal problema. Mi raccomando, non pensate che le cose non si possono risolvere, perché questo è un programma che abbiamo dentro di noi. Ok, lo si può programmare il sintomo, ma non si può abbattere, lo si può programmare. Ehm, Numero 6. L'ipervigilanza. Stai probabilmente andando in ipervigilanza. L'ipervigilanza è quindi lo stare focalizzato sul sintomo, cercando di capire cosa sta facendo, di abbatterlo. No, è così, è cosà, con una lente d'ansia, una lente critica. Questa lente critica, cosa sta succedendo, cosa sto facendo, sempre a controllare il sintomo non fa altro che portarlo su. Noi invece col tracciamento somatico o con le meditazioni che io vi offro, rimaniamo distaccati dal sintomo, siamo curiosi del sintomo e a quel punto il sintomo si sta muovendo. Se si sta muovendo vuol dire che sta reagendo a qualcosa che noi, dal punto di vista mentale, stiamo facendo. Sta cercando un modo per farci capire che lui può spostarsi. E capita molto spesso che nei tracciamenti somatici, non so se li avete mai fatti, probabilmente sì, se non li hai fatti, guardati i miei video di meditazione o tracciamenti somatici, vedrai che i sintomi si spostano, se hai mal di testa, il mal di testa si sposta da qualche parte, va dal collo e poi magari verso la fine della meditazione sparisce. Incredibile. Sembra magia, ma sappiamo che sono processi che sono comandati da un sistema nervoso centrale. Quindi quando siamo focalizzati con critica al sintomo, non guardandolo dall'esterno, quindi con occhio curioso,
cosa succede? Che il sintomo non si sposta, anzi si incrementa, si diffonde ed è quello che sta succedendo probabilmente a te che stai guardando questo video dopo anni di cervicalgia o dopo anni di mal di schiena. Numero 7. Molte persone fanno questi esercizi full time, come se più ne faccio meglio è. In realtà no, il più ne faccio meglio è con quella lente di se non faccio l'esercizio, se non faccio questi esercizi non starò mai bene. Questo ci porta molta pressione addosso ed è quello che blocca la maggior parte dei pazienti. Se soffri di dolori cronici persistenti, il lavoro che devi fare è portare sicurezza dentro di te, non pressione, perché quella pressione è quella che ti ha fatto arrivare fino a qua. La pressione del fare, la pressione dell'essere, ok? La pressione al lavoro, la pressione in famiglia, la pressione del dire sempre sì, la pressione che io non sto guardando ai miei sogni, sto facendo delle cose per gli altri unicamente. Quindi non portare altre pressioni all'interno con gli esercizi, perché a volte basta semplicemente 10 minuti di esercizio per avere un grande miglioramento nel lungo termine. Numero 8. Stai cercando di guarire in modo passivo. Molte persone pensano adesso vado a farmi fare un massaggio, così sto bene. Adesso ho bisogno quella persona, quel terapista che mi fa cric croc sulla schiena, che mi libera. Ora ho bisogno dell'agopunturista perché ho dolori di stomaco. Se pensiamo che queste terapie siano qui ad aggiustarci, continuerai a fare terapie all'infinito. Quello che io insegno ai miei pazienti è che si devono prendere la responsabilità di fare attivamente qualcosa ogni giorno per loro stessi. Non puoi aspettare che la parte di guarigione arriva da fuori, da qualcuno, da un terapista o chiunque. Non succede, non funziona così. Quindi la guarigione è attiva. Tu puoi, sei in controllo, puoi fare qualcosa per te. Questi sono esercizi che puoi fare in 10-15 minuti al giorno, ok? Non ne devi fare 100, perché se ne fai solo due forse va anche bene. Se ne fai solo uno va bene. L'importante è che rimaniamo costanti nel lavorare dentro di noi, nella nostra emotività, nel nostro corpo. La terapia è mente-corpo e corpo-mente, ok? Non è qualcosa di impossibile. Numero 9. Stai cercando di essere aggiustato. Questo è il punto precedente. Ok, non devi andare per forza da un osteopata per farti scrocchiare la schiena, per tornare a stare bene, perché sappiamo che quelle cose sono momentanee e non funzionano. Non è la tua postura sbagliata, allora aggiusto la postura e tutto funziona. No, perché il problema è emotivo. E se non accetti che il problema è principalmente emotivo e psicologico, non andrai da nessuna parte, purtroppo. Questa è una resistenza di molte persone che pensano: ma no, ma non è la mia emotività, non sono io. Perché magari pensi che tu sia debole o che sei matto. No, un problema emotivo può andare a implicare un sistema nervoso, farlo andare in ipersensibilità e il sistema nervoso va in contrazione con queste fibre da tutte le parti del corpo, da tutte le parti del corpo. Può essere successo che ci fosse stato magari un trauma psicologico o un trauma fisico da incidente. Ho subito degli incidenti stradali più di uno, anche molto forti. Questo non vuol dire che il mio collo non sta bene oggi, perché oggi è rilassato. È vero che a volte risento questi dolori al collo, ma sono semplicemente degli input. Guarda caso quando il mio sistema è stressato. Numero 10. Stai reagendo al nocivo. Questo è l'ultimo punto molto importante. Stai reagendo al nocivo. Quante persone sentono pareri di amici che ti dicono: ma forse è quello, forse è l'altro. Ok, scusami, tu sei l'esperto? Mi stai facendo una diagnosi? Ci sei passato o stai semplicemente dicendo delle cose a vanvera? Perché probabilmente ti senti l'esperto. Oppure stai andando su Google, qualsiasi cosa arriva, oh Madonna, ho un tumore alla prostata, ho un tumore
linfonodo nella parte posteriore della schiena. Questo o quell'altro c'è. Se vai su Dottor Google trovi di tutto ed è difficile capire qual è l'informazione attendibile, lo so. Potrebbe anche essere che anche il medico ti possa dire: ok, questi sono i medicinali da prendere, antidepressivi principalmente, rilassanti, ti fanno sballare totalmente perché ti rilassano, sono degli antidepressivi, funzionano per il sintomo, ma non funzionano per il sistema nervoso a lungo termine. Quindi se un medico o un esperto ti dice che devi prendere queste cose fino alla fine dei tuoi giorni per per stare bene, capisci che questa cosa non funziona. Quindi tutto quello che ti ho detto prima è la terapia. Terapia attiva, sei tu a fare qualcosa, ricordatelo, sei tu a fare qualcosa, puoi ritornare in movimento, puoi educarti, puoi processare le emozioni e questo puoi farlo non da solo se vuoi, lo puoi fare attraverso il Neurobalance Circle, che è la membership di Neurobalance, dove ogni mese sono qui che ti guido con le sessioni di gruppo. Sono sessioni che tutti possono fare, basta comunque semplicemente un telefono o una connessione ad internet. Se invece vuoi avere un percorso personalizzato su di te, garantito, vuol dire che se non migliori ti ridiamo i soldi indietro, vai sempre sul link, trovi Neurobalance Premium, ti puoi candidare, non è per tutti, ecco perché poi arriverai a fare una consultazione con me gratuita, capiamo se questo può fare per te, prendiamo solo persone che sono veramente motivate a lavorare su se stesse, è un percorso molto intenso e, ripeto, non è per tutti. Se invece vuoi portare meno pressione all'interno, semplicemente perché non vuoi stare 2 mesi ed essere seguito da un team di terapisti, c'è Neurobalance Circle. Se non hai neanche questo come, diciamo, disponibilità, ci sono questi video che sono gratuiti per tutti e in questo modo riesco ad aiutare il più persone possibili. Se questo video ti ha dato degli aiuti, ti ha dato una mano, dammi un mi piace, scrivimi un commento perché veramente in questo modo mi aiuti a mandare questo messaggio a sempre più persone e iscriviti al canale per i prossimi video. Per adesso è tutto, io sono Alessio Veneziano, fisioterapista e fondatore di Neurobalance. Ci vediamo al prossimo video.